I quantitativi piovuti sono quantitativi che non ci hanno impensierito. Il pluviometro di Via Corrado ha segnato 14 mm dalla mezzanotte, quindi è un quantitativo assolutamente gestibile. Il temporale che ci ha causato grossi problemi ha registrato 90 mm non in 12 ore ma in 45 minuti, quindi stiamo paragonando proprio eventi di una portata completamente diversa. Fotografa così la situazione per il comune di Padova il vice sindaco e assessore alla protezione civile Andrea Michalizzi. Nel territorio comunale siamo lontani dalla pioggia caduta la scorsa settimana che ha causato allagamenti da Montà a Brusegana. Ora l'allerta è legata al livello dei fiumi. Stiamo osservando i livelli sul Vicentino del Bacchiglione che si sta alzando anche di molto, ha già superato la prima soglia di attenzione. Il Genio Civile mi ha appena comunicato che apre il servizio di piena su Padova, quindi questo significa che il Genio Civile attua su Padova le prime manovre difensive, che sono la chiusura del Ponte dei Cavai al Bassanello per non far entrare le acque di piena dentro la città. I volontari della protezione civile intanto continuano a preparare i sacchi di sabbia. In via Tassinari, sede della Protezione Civile Padovana, sono stati preparati più di 1000 sacchetti che pesano 20 kg l'uno. La distribuzione è libera per tutti i cittadini, con un limite però di 10 sacchi a persona.